bellissimi perché trovarsi con tutta questo asilo infantile è una cosa di tornare indietro di 74 anni. Giusto? O sbaglio? No. 74 anni fa. I tuoi? E quello che mi dispiace è qua di vedere della gente che non c'è più e della gente che è stata deportata. E adesso vediamo tutti i nostri amici, è una cosa bellissima. L'asilo era una cosa importante per noi, tanto perché ci si trovava. È cambiato tante cose però, perché da quello che era prima l'asilo, la Sala Montefiore non è quella che è la Sala Montefiore, ma era una palestra. Giù avevamo il refettorio. La cosa più bella in questo asilo qua era quando andavamo dentro che la maestra Finzi mi faceva il teatrino con le marionette e faceva la recita di Esther, non so se vi ricordate, ma no. Sì, e poi ci facevano giocare con il pong, non era pongo ma era crea, io chiamava crea. I bastoncini e poi tante cose. Il sabato ci trovavamo tutti nell'androne sotto e ci portavano al tempio. Quella è una bella cosa, con la bandiera del Cuore Concordia. Era una cosa meravigliosa. Eravamo 34 qua. Sì. Moltissimi, solo in asilo. Solo in Poi, asilo. Giù, mi ricordo, c'era la fontanella fuori per fare gli itilati adagli. Ma c'erano tante cose da ricordare. Che adesso non... E campana. La campana che suonava, perché io abitavo proprio qui di fronte. E no? io di fronte a lui. E lui la Franca vicino a me. E alla mattina sentivamo la campanella suonare e scendevamo da casa e andavamo all'asilo. Poi quando ci portavano anche, perché c'era che ci portavano anche al Lido, sai. Questo io non mi ricordo. Andavamo, la comunità prendeva delle capanne e andavamo giù e ci portavano al Lido a piedi, però non si andava in vapore, si andava solo fino a Nave Grande, cosa c'era? La motonave. Motonave. E li portava al Lido. Facendo la strada a piedi Tutta a piedi la facevamo. Fino alla spiaggia. Sì. E avevamo anche il ristorante Cascelli, ci portavano a mangiare. E là in Lido c'era la possibilità di mangiare Cascelli. Sì, ma non mangiavamo Cascelli. Sì, te lo dico. Per informarmi vedere. Non mi ricordo. C'era la cucina Cascelli. Comunque non so se c'era Cascelli. Che c'era anche a parte il Bianca fatto Silva che veniva allora. non Ma mi sono più vecchio da voi. Sì, esatto. E voi sei più vecchio di me. Ma io sono più vecchio di voi. No, non sei più vecchio della stella. Non cominciamo che sei più vecchia a me. Carta d'identità. No, io non ci sono in fotografia. Nemmeno io. Non ci sono perché ero già in prima, Io ho probabilmente. tanti Ma amici ho un bellissimo ricordo della scuola ebraica, perché ho frequentato l'asilo con la maestra Finzi, la maestra Iole, mi ricordo. Poi sono passato alle elementari, la maestra Bassani, la maestra Pisa. Ma un ricordo bellissimo io ho del rabbino Ottolenghi, perché in questo posto, ricordo che lui in quella sala ci dava lezioni a noi 4, 5, 6 del Talmud Torah. E ricordo benissimo, e devo dirlo però, eravamo un po' vispi allora. Sì, e allora lui dentro lì che ci insegnava l'ebraico, c'era una campana di vetro con tanti uccellini imbalsamati. Sì. E allora io dicevo, mi piacerebbe il canarino, e Renzo Polacco, io prenderei il pettirosso, Ettore suo fratello, io prenderei quello, ma insomma si portava avanti sta questione, avevamo paura di portare via, ma a un bel momento non abbiamo più resistito, insomma uno ha alzato la campana di vetro e ognuno di noi ci siamo presi l'uccellino che volevamo. L'indomani pensavamo di averla fatta franca e invece in questo posto, mi ricordo come adesso, eravamo qua, il rabbino Ottolenghi mi ha messo un braccio sulla spalla e mi ha detto: io con la mia età non ho mai visto, sai Marco, degli uccellini imbalsamati prendere il volo.
Neanche io, signor rabbino. L'indomani gli uccellini erano tutti al loro posto. La bontà di questo rabbino, una cosa incredibile. Ecco, questo è un aneddoto di molti che ne avrei da raccontare, ma andiamo avanti con voi adesso. No, ma a parte il fatto che il rabbino per noi, a questa età qua, era un enorme, era un grande, ci faceva timore, perché era il rabbino. Un'autorità. E poi ci voleva far andare sempre alle Silicote. Per andare alle Silicote, che era una cosa molto dura, alzarsi alle 5 della mattina, avevano organizzato che tutti i bambini che andavano alle 5 della mattina gli davano, mi ricordo se era una lira. Una lira. Vi dico una cosa dell'asilo, che ancora adesso, giuro, parola d'onore, mi succede. Quando sono a tavola con qualcuno e che ci si siede a tavola e si comincia a mangiare, dicono buon appetito. Qualcuno mi dice buon appetito, a me viene da rispondere, e lo dico, signori bambini, grazie. Perché quando eravamo seduti a mangiare dicevamo buon appetito signori bambini, grazie, tutti assieme. Ancora adesso mi viene. Ha significato per me un primo salto enorme di emozioni, perché bambino abituato a fare il bambino scopro una cosa meravigliosa e sconosciuta che era il fascismo. Mio padre non me ne aveva mai parlato perché non è stato mai né pro né contro il fascismo, era assolutamente un estraneo alla politica. Ma per me ha significato invece un entusiasmo enorme, le adunate, la divisa bellissima, i guanti di pelle, soprattutto una serie di elementi che mi portavano a gioire di questa condizione, di questo fatto. Questo succede che io avevo, dicevo all'inizio, avevo 6 anni, quando ne avevo 8, arriviamo al momento in cui il preside della scuola Dante Alighieri, che è quella di Venezia, che è a pochi passi da qui, entra in classe e ci dice, guardate che devo raccontarvi che oggi succede una cosa un po' diversa dal solito. Jesurum non sarà più, anzi era Leo, non usavano i cognomi a quell'età, Leo non sarà più a scuola con noi, perché è ebreo. Allora dire a me che ero ebreo era come dirmi che ero un burattino di legno, cioè una parola qualunque, perché non aveva nessun riscontro con quello che era il mio passato e la mia realtà. Naturalmente sarei stato disperato se non fosse successa una cosa molto più grave per me, e cioè che il preside continuava il suo discorso dicendo e poi quella croce al merito che gli era stata già promessa perché, esempio ai camerati, perché era un ragazzo di grande entusiasmo, molto fascista, non gli verrà mai data perché come fa a ricevere la medaglia un ebreo. Questo mi portava la cosa che mi pare importante per chi saprà o sentirà di queste storie che un giorno spariranno, perché spariremo tutti noi e quindi rimarranno solo delle parole e dei volti. La cosa molto significativa di tutto questo aspetto della vicenda è che nel nostro dentro di noi questo senso di ingiustizia nasceva come qualcosa che poi per tutta la vita non mi sarà mai più tolto. Avrò delle soddisfazioni di varia natura, ma sicuramente la prima esperienza del no, del male, me l'hanno offerta queste condizioni. Poi naturalmente c'è stato il lungo periodo delle persecuzioni razziali. Ecco, io ero bambino, sono nato nel 31, le leggi razziali sono venute nel 38, tutta la storia di quel periodo fino alla liberazione, fino a che sono tornato alla vita civile, l'ho raccontata in un libretto che ho scritto 5-6 anni fa, con i ricordi di allora, ecco, e che vi faccio vedere. È un libretto che ha preso anche un premio Manzoni di Lecco, ecco, che è uscito nel 2004, se non vado errato, non lo so, sì più o meno, insomma qualche anno fa, e che è un libro che è stato anche venduto bene, che è nient'altro che la storia dei miei ricordi in quel periodo. Ecco, naturalmente tutto quello che era legato era un po' diverso, perché noi non frequentavamo più la scuola pubblica. Io, come racconto nel libro, ne ero stato cacciato
nel settembre-ottobre, appena cominciata la scuola del 38, andavo alle elementari, andavo all'Armando Diaz, in fondamento dello Smarin, e la maestra un giorno mi ha detto che io ero l'unico della mia classe, ero un nemico della patria. Io non capii niente assolutamente, insomma mi ritrovai in cortile, messo fuori, forse con qualche altro bambino, ma non ricordo neanche questo. Nel 38 sono venuti a San Girolamo e mi ricordo che dovevamo fare gli esami di Stato, che sei ebrei qua, si già in pie, cioè ne ci sei mai sa, ti da domani non ti viene più. Sì, sì. E sono arrivato a casa e Però? ho detto a pare che qua no. Basta. Come che sono arrivato a casa, se vengono a battere a porta i fascisti. Ti ricordi, Marco? Chi Sono gaito? amici. Mica avevo una ragazza che ne accudiva a casa, era una brava. Sì. E io ho detto, la lei donna. cosa fa qua? Cosa fai qua? Sì, lo so. Dice, niente, no, tu da domani vai via. A chi ha detto all'altro? Che avete la radio? Sì, prendi che la radio non va bene qua. Via. Questo è stato Nel 38. È un'altra 38. cosa importante. Appunto, quando sono venute fuori le leggi razziali, che insomma c'era qualcuno che ti ricordi quando ci facevano le cose così, dicevano ebreo, giudeo, capita il capeo, stanotte timore che passa il Signore. Stanotte timore. Lo faremo battezzare. Ma sai che battaglia abbiamo fatto? C'è un ebreo che vuole Vabbè. crepare, c'è un ebreo che si crepare. Ah, sì, questo non l'avevo mai sentito. Abbiamo fatto anche chi. però abbiamo. Agli ebrei era vietato andare al mare, quindi noi andavamo sempre, da molti anni, mio padre e mia mamma prendevano una capanna vicino, oggi c'è il Consorzio Alberghi, che una volta si chiamava Impiegati Civili e Professionisti, c'è delle capanne tra il De Ben e la spiaggia delle Quattro Fontane, più o meno, lì era la sede. Però c'ero scritto da qualche parte, adesso non ricordo più, mi pare nel 42, i fascisti hanno scoperto che gli ebrei inquinavano l'acqua e anche la sabbia e ci hanno espulso. E allora non abbiamo più avuto la capanna. Allora mio padre e mia madre, vabbè, pazienza, erano adulti, erano abituati a ingoiare tutto. E per noi bambini la comunità ebraica in gran fretta ci organizzò una piccola colonia. Questa colonia possedeva due capanne a San Nicolito, cioè molto fuori, dove non disturbavamo sostanzialmente. Alla mattina, un po' prima delle 8, alle 8 meno 5, prendevamo l'ultimo vaporetto, credo che questo fosse anche perché c'era meno gente e c'era ancora la tariffa scontata in quello che allora si chiamava ACNIL, l'attuale CTU. Ecco, e prendevamo il vaporetto grande che ci portava fino al Lido e poi io lì non ricordo se andassimo, io ricordo solamente i piedi. Andavamo in spiaggia, avevamo queste due capanne per noi, ci spogliavamo lì, facevamo il bagno, ci divertivamo, probabilmente questo vi è stato raccontato da qualcuno, ci divertivamo un sacco una sporta e poi tutti si portavano qualche cosa da mangiare da casa. La minestra solamente veniva fatta nel vecchio, oggi non c'è più, vecchio stabilimento bagni alla fine del Gran Viale, ecco, e allora andavamo con dei pentoloni andavamo a prenderli, ecco, e una decina di noi giovani, ragazzini, ragazzi, mettevamo un grosso coso di legno, un grosso asse di legno che serviva per tenere in bilico i due bidoni con la minestra per tutti, ecco, e il ricordo lì è che per la prima volta in qualche maniera sentii parlare di destra e di sinistra, perché c'era già una certa differenziazione, tutti quelli che erano per tutto molto tempi, ecco, che erano per la libertà, per la giustizia sociale, si disponevano tutti quanti a sinistra del pentolone. E quelli che erano, sì, per la libertà ovviamente eravamo tutti, ma erano per l'ordine e la disciplina si disponevano a destra. E così ci siamo trovati alcuni a portare la minestra
tenendo il bastone a destra e metà tenendo il bastone a sinistra. In mezzo c'erano anche delle terribili discussioni, non proprio politiche. Chiamarle politiche sarebbe addirittura offensivo adesso. Erano discussioni di ragazzini fra i 10 e i 12, 13 anni, ecco, che naturalmente non avevano mai sentito parlare di politica se non quella del Partito Nazionale Fascista, e che tuttavia cominciavano a sentire. C'era fra di noi, mi ricordo, e ne parlo anche nel mio libretto, Alvise Levi, che era il figlio del preside della nostra piccola scuola ebraica, il quale pomeriggio alle 2, mentre dovevamo dormire, ci dava un'educazione politica. Come ho scritto più volte, per la prima volta ho sentito da lui parlare di libertà, eguaglianza e fratellanza all'epoca della rivoluzione francese e dell'illuminismo, e poi abbassando la voce ci raccontava di un certo Carletto Marx, che aveva poi scoperto tante altre belle cose, però guai che ne parlava fuori perché era pericoloso. Io ho subito le leggi razziali nel 1938, mi hanno cacciato dalla scuola pubblica come tutti i ragazzi ebrei. Il fascismo allora aveva fatto delle leggi molto restrittive e quindi ero stata cacciata da scuola e avevo frequentato la scuola ebraica che la comunità aveva organizzato rapidamente per permetterci di non perdere gli anni di scuola, noi ragazzi che eravamo stati cacciati dalla materna fino all'università, non si poteva neanche iscriversi all'università una volta fatta la maturità. Ed eravamo in questa scuola privata, questa scuola ebraica, e sono stata obbligata a frequentarla, anche se la mia famiglia era molto laica. Fino al 1938 non avevo una frequentazione religiosa, diciamo. Fino al 1943 ho frequentato questa scuola, poi nel 1943 sono state emanate delle leggi ancora più restrittive. Dal 30 novembre del 1943 gli ebrei sarebbero stati deportati in appositi campi, non ci avevano detto che tipo di campi, non sapevamo dove saremmo andati a finire, però sapevamo che ci portavano via da casa e che ci portavano in Germania. Sapevamo che il 16 ottobre avevano portato via tutti gli ebrei dal ghetto di Roma, però non sapevamo dove, dicevano a lavorare, ma come anche i bambini ci chiedevamo, anche i vecchi, non era una prospettiva molto chiara di dove saremmo andati a finire. A questo punto succede che la scuola ebraica, su iniziativa della comunità ebraica di allora, ottiene dal governo, dall'autorità, il permesso di aprire una scuola privata, come quelle che c'erano dei cattolici e degli altri, ma anche una scuola ebraica. Questa scuola ebraica inizia e qui si scopre per me un mondo completamente nuovo, inaspettato, e poco a poco riesce a farmi scomparire questa immagine che mi ero fatto della vita e scoprire delle cose completamente diverse. Per i valori che ho trovato in quegli anni, perché avevamo degli insegnanti che erano i migliori del mondo, non perché fossero i geni o perché tutti gli ebrei sono intelligenti, secondo una vecchia battuta vieta e assolutamente, io sono pieno di persone che conosco ebrei che mi sembrano pochissimo intelligenti, tra parentesi, ma quello che invece contava è che in questa condizione c'era sul mercato una quantità di insegnanti, ingegneri, docenti universitari, tutti in strada, tutti fuori, perché quindi c'era la coda per venire da noi a fare da insegnanti. E quando sono tornata non c'erano tanti amici, tanti parenti, tanti compagni di quella scuola ebraica che erano amici carissimi, che avevano passato con me quegli anni di quella scuola, così, questa scuoletta, che era una scuola speciale, diciamo, nel senso che eravamo in pochi, eravamo con dei professori bravissimi, licenziati da tutti i tipi di scuole,
Il preside nostro era stato preside al Tomaseo, il preside Levi era stato licenziato dal Tomaseo ed era venuto a fare il preside da noi. Avevamo addirittura professori universitari che ci insegnavano alla scuola ebraica, a noi ragazzini della media, così. La maestra Cina avrà avuto 70 anni, Sì, quella volta. quella volta anche di più. Non simpatica, eh? Beh, Non si cominciamo adesso. Quello che faceva la mattina, entrava alle 10, entrava il bidello con un pezzo di pane duro, ma duro proprio bruciato, e aveva un bicchiere con un bicchiere d'acqua. E dopo una macchinetta del caffè, mi ricordo. Entrava con questa e lei diceva: Gaveda imparar che con te in gaera, perché mi vado in gaera, ma anche voi altri, andiamo in gaera, e Gaveda capire che Gaveda mangiare pan e acqua. Poi aveva Cattiva. aveva senza denti, Severa. senza denti. E lei poverina sputava su e lei mi diceva: vai a e studia, e mi chiedeva come cosa studia. Questa era una maestra Eravamo di veramente ebraico. dei Era bravi una ragazzi. maestra di ebraico. Mi ricordo che già in quinta elementare con la Pisa io avevo in banco con me la Lina, poverina, la Lina Foa. Pensavo fosse stata bravissima, perché io i compiti li copiavo da lei. Quando era bocciata lei, non facevo un compito esatto, perché sbagliava lei. Però sono riuscito davvero a ottenere la quinta elementare. Poi non ho più studiato perché Benito Mussolini non ce l'ha più permesso. Ma si poteva andare. No, ha Ma detto io che non ho la- potuto, non ho potuto andare. Noi abbiamo studiato qua. No, nel 1940 Andava siamo quelli andati che via noi. andavano a studiare chi potevano, Beh, certo. chi avevano i Sempre mezzi, così. una No, famiglia No, di Stella, non 8 che... pagavamo mica. No, Sì, se che pagavamo? Sì, che si pagava. Era tesoro mio. anche abbastanza, Scusami. almeno per casa mia, per due, era una tassa. E quindi quando sono tornata avevo perso tanti aspetti anche affettivi, diciamo. Avevo delle carenze molto forti che certamente hanno aiutato anche la mia formazione, ma anche mi hanno dato dei grossi problemi di ambientamento di nuovo, ero disorientata, decisamente disorientata. Anche perché non avevamo più casa. Quando noi siamo tornati, la nostra casa, come tutte le case degli ebrei che sono riusciti a ritornare, e non solo quelle di proprietà, che in fondo quelli potevano anche a un certo momento riaverla perché denunciavano con grandi difficoltà, perché ci dicevano: ma e dove mettiamo questa gente che occupa la sua casa? E noi eravamo in affitto, tra l'altro, che ti ripeto, la mia famiglia viveva molto decorosamente, mio padre ci teneva molto che noi studiassimo, che noi avessimo i nostri libri, che faceva un sacrificio, magari lui diceva un paltò di meno, ma il vocabolario bisogna comprarlo, era una persona eccezionale anche da questo punto di vista. E il problema era che quando siamo tornati la nostra casa, che era una casa modesta, diciamo, noi avevamo la nostra cameretta, avevamo una casa piccolo borghese, come potrei dirti, di persone che sono abituate ad avere un certo decoro, così, ma molto modesto, direi, ecco. In questi 3 anni ero abbastanza sbandata, come potrei dire. Avevo la necessità di recuperare possibilmente degli anni di scuola perduti. Avevo la necessità di studiare in una casa che non era idonea per dei ragazzi, era una casa di vecchi che non erano neanche tanto comprensivi di fronte ai problemi di giovani. E avevo il problema di questa aspettativa di ritorno di persone che mi erano state amiche e che
non sapevo se fossero tornati o non fossero più tornati. Ecco, dicevo di tutto il gruppo di ragazzini che eravamo insieme e nelle scuole ebraiche e poi soprattutto durante l'estate, la colonia estiva a San Nicoletto, siamo rimasti sostanzialmente tutti amici. Ecco, qualcuno non c'è più, per esempio quella Luise Levi che ci aveva dato i primi rudimenti di storia, che non fosse la storia filtrata dai fascisti, quello lì è morto in deportazione con tutta la famiglia. Non ho mai saputo come mai e perché non è rimasto più nessuno, mentre i genitori, la madre tra l'altro era cattolica credo, sono morti ad Auschwitz, lui è morto a Dachau, però ci sono le prove di tutto questo. Gli altri ci siamo ritrovati dopo la liberazione e andassimo a destra o andassimo a sinistra rispetto alla pentolone della zuppa, ci siamo trovati tutti quanti iscritti alla Federazione Giovanile Socialista. Ecco, poi col passare degli anni naturalmente le situazioni si sono differenziate, qualcuno è andato più a sinistra, qualcuno più a destra, come tutti i socialisti, metà sono rimasti tali, gli altri sono andati a finire dove spirava il vento, dove era più conveniente. Rimane il fatto che sì, ancora adesso direi che i miei migliori amici sono quelli con cui ho passato i primi anni insieme. Nuove generazioni, già allora, appena finita la guerra, che avevo anche delle sollecitazioni, diciamo delle curiosità verso il sionismo. Già si cominciava a parlare dello Stato di Israele. Sionismo vuol dire appunto la politica una politica per creare lo Stato di Israele, e avevo avuto queste sollecitazioni, cioè io avrei desiderato, anche perché avevo subito talmente tante ingiustizie, che mi pareva che chi difendesse di più le persone, che fosse più vicino ai problemi della gente, era senz'altro la sinistra. Quindi il mio sogno era di fare uno Stato socialista in Palestina. E quindi sono stata anche sionista appena finita la guerra. Avevo tutte queste sollecitazioni, queste curiosità, e quindi eravamo in un gruppo che studiava anche marxismo, leninismo, cercavamo di analizzare come avrebbe potuto essere uno Stato organizzato. C'erano allora queste esperienze dei kibbutzim, del kibbutz, cioè dell'organizzazione dello Stato con sistemi comunitari, collegiali, vivendo in comunità. Ecco, ho frequentato anche un'estate l'Akshara, che era il luogo di preparazione qui in Italia, perché venivano questi personaggi da lì a farci lezione, shaliach si chiamano, erano maestri, e poi si andava a fare questa Akshara, che era proprio una colonia agricola, ed era a Tel Broshim, vicino a Pontedera, in Toscana.